Allez un œuf fuori del cavagneux. Se vuol dire quanto un qualcosa, un fatto, una situazione, una persona, le miga sopposta, letteralmente un uovo fuori dal cestino. Francesco Cherubini riporta il detto anche con il verbo, dice fa un œuf fuori del cavagneux o fuori della cavagna. Talora equivale anche a dire una rondine non fa primavera, cioè non si deve giudicare di chi che sia per un detto solo, per un'azione unica. Con tutto il rispetto per il grande letterato milanese, autore del grande vocabolario che rimane un caposaldo nella letteratura e nella grammatica appunto della lingua milanese, sì, equipararlo al detto una rondine non fa primavera, visto che siamo in primavera oramai da desdì, ci può stare, nel senso che l'œuf fuori del cavagneux vuol dire magari mi fa una roba, insomma, mi vestissi in una certa maniera, oppure faccio un gesto, faccio un'azione per cui potrei venire giudicato, ma in realtà, non so, ho sbagliato solo quella volta lì, ho fatto una cosa eccezionale. Chissà perché, in che periodo che invece a me mi vengono in mente o appunto di situazioni, di fatti che in fiore del cavagneux, o anche di gente che due sta in un altro cavagneux, in un'altra cavagna, detto senza fare nomi neanche cognomi, cioè di persone che rivestono ruoli, incarichi e appunto funzioni che si vede che in Dio fa fuori del cavagneux, perché forse miga suo posto. Ci sono anche altri proverbi che potrebbero, diciamo, indicare questa situazione, li rimando a una volta successiva, sempre perché la nostra lingua è molto ricca di espressioni. Comunque sia, vabbè, teniamoci buona anche l'interpretazione iniziale che si era detto, per cui cerchiamo di fare in modo che, se possibile, le nostre azioni, i nostri comportamenti siano coerenti. Dopo, se capitasse qualche volta che se mica bunde fa, insomma, può arrivare che fem un quaglieu fuori del cavagneux. Vabbè, si può, come si sa, si può sbagliare, si può fare qualcosa, diciamo, di non perfetto, per carità, siamo mica perfetti, e quindi perfetto che domani è il Padre Eterno, quindi pazienza. Però ecco, mi comunque aiuti a pensare a della gente che in Dio fa fuori del cavagneux, però fa niente. Per adesso vi saluto. Ciao ciao a tutti.